Buonasera e ben ritrovati con la finestra, buon sabato sera, il tempo ancora ci bastona, speriamo che arrivi presto un po' di caldo, un po' di sole, perché siamo anche stanchi di questa pioggia. E allora, questa sera di cosa parliamo? Ci concentriamo sulla figura di Papa Francesco, questo Papa che sta insomma rivoluzionando la Chiesa, che utilizza i mezzi di comunicazione moderni per arrivare ovunque con la sua parola e il suo messaggio, ma cercheremo anche di capire cosa sta cambiando nella religiosità degli italiani e a che punto siamo col dialogo interreligioso. Allora ho il piacere di ospitarvi questa sera in studio con noi Don Giovanni Brusegan, delegato Ecumenismo e Cultura della Diocesi di Padova. Benvenuto. Il piacere di ospitare, qui mi perdonerà per la pronuncia ma spero di essere brava, Ahmed Mohamed Sheknour, coordinatore dell'associazione Italsome e membro delle religioni per la pace. Benvenuto, ben ritrovato, perché era da anni che non ci vedevamo, non riuscivamo a interfacciarci. Il piacere di ospitare in studio con noi Nereo Tiso, professore di religione, che ci racconterà insomma questi giovani ragazzi se sono più attaccati alle app del telefonino o magari davvero hanno una propensione religiosa importante. Il piacere di avere in studio con noi il professor Vincenzo Paci, sociologo delle religioni presso l'Università di Padova. Benvenuto. Buonasera. E il piacere di trovare in studio con noi il calmissimo Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista. Già premesso calmissimo perché è un attimo e si scalda. Vabbè, insomma. Ha già l'aureola intorno. E alla fine della puntata, sapete come andrà a finire? Che io andrò all'inferno e lui si salverà, andrà in paradiso. Io non voglio Ma la puntata è lunga e il cavallo buono si vede alla fine della corsa. Ecco. E qual è la situazione? È un paese che cambia, un rapporto con la religiosità che sta diventando probabilmente sempre più individuale, meno aperto alla socialità, meno persone vanno alla messa e insomma gli italiani, pensate, sì, per il 68% si definiscono cattolici, però a frequentare sono 3 su 4, anche 2 su 4. È un rapporto che sta cambiando, stavamo dicendo, e che vede poi nella figura di Papa Francesco un nuovo comunicatore. Vado subito dal nostro sociologo delle religioni, il professor Pace. Questo Papa insomma ha scardinato un po' alcuni meccanismi della comunicazione con i fedeli e ha scardinato anche alcuni meccanismi diciamo classici, sta aprendo le porte alle donne, è intervenuto in tantissimi ambiti, è un nuovo modo. Sì, non esageriamo, perché in qualche misura abbiamo avuto già nella storia recente, diciamo, dei papi un altro grande comunicatore che è stato Wojtyła, Giovanni Paolo II. E semmai, come dire, la comunicazione è diventata più fredda perché per temperamento con il Papa Ratzinger. Non c'è dubbio che questo Papa cerca di trovare il modo per farsi capire a una società che, come lei prima diceva, sì, può continuare ancora a rappresentarsi, a dirsi cattolica, ma ha una varietà di comportamenti da chi appunto è devoto, frequenta, e poi invece c'è una grande massa di persone che ha un rapporto molto individualizzato con la fede di nascita, in una società che sta diventando sempre più plurale dal punto di vista religioso, cioè è una società ancora a maggioranza cattolica dal punto di vista socioculturale, ma certamente ci sono presenze nuove e questo produrrà nel corso del tempo una offerta, diciamo, di altre prospettive religiose che non saranno più lontane, ma saranno qui vicine e prossime alla nostra possibilità di capire la religione degli altri e viceversa. In questo aspetto Bergoglio rappresenta un modo non europeo di intendere la missione della Chiesa Cattolica. Potrei dire, usare un ossimoro, un modo non ortodosso, in un certo senso. Lo so che lei interveniva subito. Cominciamo a ravvicinarsi, fuochino. Vabbè, si presenta da sé. Allora, professore,
lei diceva ci sono varie religioni nel nostro paese. Allora, il 63,8% degli italiani abbiamo detto è cattolico, però pensate, un buon 10, questo è il rapporto del Censis, il 46esimo, il dato è più sicuro, il 10,7% è agnostico, il 7,8% è ateo, quindi un 8%, ci sono 1.300 ortodossi, 700.000 protestanti, l'1,8% degli italiani è di altra religione e il 15,6% degli italiani crede che ci sia qualcosa, però insomma sono come i classici che rispondono ai vari quesiti, non so, non mi esprimo, non mi espongo. È una società che insomma è un po' come il cubo di Rubik, tante facce che poi però portano tutti verso un'unica direzione, anche un bisogno di fede, perché anche se non credono poi alla fine, magari verso la fine della propria vita, magari uno fa un balzo. No, beh, che la religione non sia sparita dalla storia come si pensava negli anni 60-70, questo è un dato di fatto, e che però questo bisogno di spiritualità, di religione non sia più intercettato solo dalla Chiesa Cattolica, questo è un altro dato di fatto, nel senso che ci sono italiani che magari abbracciano il buddismo, altri si convertono all'Islam, altri guardano con simpatia a religioni storiche del mondo protestante, magari dicendosi ancora cattolici, quindi c'è un elemento di bricolage religioso. È una fusion, come amano molto dire, sì. Bricolage, fusion, sì. Come amano gli anglosassoni. Allora, sta di fatto che questo Papa comunica in un modo molto alternativo, perché comunque si presenta e probabilmente sarà un po' lo spirito latino che porta, sudamericano che porta con sé e insomma fa grip, come si direbbe nell'ambito motociclistico. Insomma, è un Papa che buca lo schermo e che dialoga molto anche con le altre religioni. E allora Don Giovanni Brusegan è un Papa che anche rilassa nell'ascoltarlo, ha sempre una parola buona per tutti e non chiude le porte, anzi è interessante che proprio recentemente abbia detto attenzione che le chiese non sono come i negozi, devono sempre rimanere aperti. E allora è un Papa che dice la sua su tutto. Penso che non sia banale o strumentale il suo modo di porsi, ma sia veramente innovativo, nel senso che sta recuperando non tanto l'Apple da un punto di vista del successo, quanto sta recuperando l'umanizzazione o l'aspetto umano di una fede che si presentava ultimamente come staccata da quello che è il sapore del vivere. Il fatto di venire da lontano e di avere come chiave interpretativa la storia, come soggetto il popolo di Dio e la comunità, di fotografare e di partire dai bisogni, facendo in modo che il messaggio cristiano e la Chiesa, che ne è la promotrice prima attraverso i preti, attraverso i laici, sia credibilmente contagiata dall'odore dei problemi e non sia asetticamente in un tempio che afferma dei dogmi, credo questo abbia toccato i cuori, ma non solo nel senso di sensibilità o di sentimenti, quanto il cuore dei problemi e il cuore della cultura contemporanea. Cioè, Donna, non l'ha mandata a dire a nessuno, cioè se c'erano gli industriali ha detto la sua, se c'era da parlare nei confronti anche della politica italiana non sta zitto in nessun ambito, anche quando c'è stato, ci ricordiamo l'attentato a Charlie Hebdo, ha detto la sua, se continuano a offendere anche io tiro un pugno se mi offendono mia mamma, cioè anche affermazioni forti. Sì, quella è estrapolata da un momento in aereo. Era in aereo, me lo ricordo perché l'ho visto. E quindi c'è anche il linguaggio del tête-à-tête con i giornalisti, ma ha un suo senso legittimo. Però il radicalismo del Papa è il radicalismo di riferirsi e recuperare il Vangelo allo stadio puro possibilmente, responsabilizzando le chiese locali che sono diversificate nel mondo e non solo quindi una latinizzazione dell'universo, ma un pluralismo di chiese locali che accolgono il Vangelo e lo riattualizzano secondo una creatività che risponde
alla situazione e alle possibilità captative della gente. E questo è un po' la sensazione che abbiamo tutti noi, perché se ci soffermiamo una domenica ad ascoltare l'Angelus o comunque ascoltiamo una sua dichiarazione, ci accorgiamo proprio che c'è questa grande umanità di questo Papa. Come aveva detto lui, se non mi ricordo male, siete venuti a prendermi dall'altra parte del mondo, e forse avevamo proprio bisogno di questa carica, di questa energia anche sudamericana. È la par condicio, e quindi do la pari opportunità di dire qualcosa di buono su questo Papa a Maurizio Ruggero. Maurizio Ruggero è un Papa che comunque sta rafforzando lo spirito della Chiesa, visto che comunque c'era un certo lassismo, persone insomma meno interessate alla religione, insomma sta cercando di riaggregare. No. Dunque, allora, partiamo anzitutto da quello, e sarà poco, su cui sono d'accordo con Bergoglio. Quando ha dichiarato che le chiese devono stare aperte, ed è vero, le chiese devono stare aperte perché se uno vuol pregare, almeno vero, quella è un'occasione, e quando ha ricordato che si curano di più i cani che non gli esseri umani. Ah, questa è una cosa molto recente, molto no? recente, 10 giorni fa, anche meno. Quindi vuol dire che lo Spirito Santo può tutto, perché persino in un personaggio come Bergoglio elementi, diciamo, di verità si possono fare strada. Ciò detto, sul resto è un assoluto disastro, perché allora non è vero che sono incrementate le frequenze o le frequentazioni nelle chiese, anzi io vedo i dati per esempio sulle udienze, parlano di un taglio drastico, addirittura della metà delle udienze che c'erano al tempo ancora di Ratzinger. Ma non è questo il punto, perché il fatto che uno abbia successo o meno mass mediaticamente, poi Bergoglio è pompatissimo da tutta la stampa, perché siccome dice cose secondo il progressismo conformista, nel senso più bieco della parola, ovviamente tutta la stampa è in ginocchio, tutto il mondo laicista. Non è che la gente stampa in ginocchio, la stampa cerca di essere obiettiva, ascolta, riporta. No, perché vorrei vedere se si fosse San Pio X o Pio XII o Pio XI. Sicuramente ci sprecherebbero gli attacchi, ma siccome Bergoglio dice ciò che piace alla stampa, e quindi si apre sull'aspetto omosessualista, si apre sul dare magari la comunione ai divorziati, apre le donne, sì, vai, lasciamo stare sulle questioni delle donne, ecco, diciamo donne prene, in realtà sarebbero il diaconesso, è un problema più articolato. Comunque, tutte queste cose piacciono naturalmente al mondo progressista, per cui abbiamo tutti questi personaggi del mondo laicista che, guarda caso, sono convertiti, tra virgolette, in realtà non sono convertiti affatto, sulla via di Damasco al cattolicesimo. Abbiamo i Dario Fo entusiasti, abbiamo i Pannella di buonanima che erano entusiasti, la Bonino che si sentono per telefono, si fanno, che ne so, gli auguri di Natale e Pasqua, e non solo, forse fanno addirittura le riunioni del Partito Radicale assieme. Cioè, voglio dire, tutta questa genia di personaggi che mai si è convertita, mai sogna di convertirsi, guarda caso adesso ha scoperto in Bergoglio il proprio nome. Sono cambiati i Bertinotti, i Dario Fo, i Pannella, le Bonino, o è cambiato qualcosa dall'altra parte? È evidente che questa è la seconda. Allora stai dicendo che questo è un papa marketing? Cioè, questo è quello che mi sta dicendo? Un papa posizionato là e selezionato affinché compiacesse una platea mondiale? Allora, già con Giovanni XXIII questo era successo, perché c'è un prima e un dopo nella Chiesa. Il prima e il dopo si chiama Concilio Vaticano II, che è quello che spacca in due la storia. Da una parte c'è la Chiesa che sempre ha ribadito certi principi, certi dogmi, certe dottrine. Dall'altra parte c'è una nuova religione, una nuova sacramentalità, una nuove dottrine, che sono quelle che piacciono tanto al mondo, per cui già Giovanni XXIII viaggiava fra gli applausi, e Bergoglio è l'ultimo prodotto di questa situazione disastrosa nella Chiesa. Allora, due religioni, però, caro docente di religioni Nereo Tiso, lei ne insegna sempre una, se non vado errato, perché la religione è quella cattolica che insomma insegna a scuola. Allora, insomma, c'è sempre qualcosa da ridire qui. Noi torniamo subito dopo la pubblicità e ci chiediamo se c'è ancora questa necessità dell'ora di religione, oppure se non c'è più religione, visto che tanti sono gli studenti che scelgono un'ora alternativa. A dopo.
Eccoci qui nuovamente in diretta con La Finestra. Prima della pubblicità si discuteva su questa ora di religione. Sono ormai, caro Nereo Tiso, 1 milione gli studenti che ogni anno scelgono di non avvalersi della l'ora di religione, e rispetto a 20 anni fa sono raddoppiati, erano 500.000. Soprattutto questo dato è molto importante alle scuole superiori. Cosa significa questo? Non significa di fatto che i ragazzi non abbiano più nulla a che fare con la religione, perché la scelta è data da una serie di situazioni molto più complicate, cioè non è un automatismo che ci sia un disinteresse, un menefreghismo o un ateismo. Naturalmente dobbiamo tener conto che ci sono moltissimi ragazzi nelle scuole superiori e anche nelle altre scuole che provengono da altri paesi, quindi appartengono ad altre confessioni, ad altre religioni o a nessuna religione, e quindi generalmente questi ragazzi non sono presenti in classe. Per contro anche i ragazzi, diciamo, italiani che 20 anni fa forse in numero maggiore frequentavano, si avvalevano, come si dice, dell'ora di religione, 20 anni fa era una situazione diversa da quella di adesso. Anche perché non è l'ora alternativa. Noi sappiamo che una sentenza della Corte Costituzionale prevede la possibilità di non partecipare, cioè la non frequenza, e quindi i ragazzi possono uscire da scuola, cioè andarsene a casa prima o arrivare dopo. Naturalmente questa è una situazione... non è un'alternativa, perché è No, diseducativo, come dire, vabbè, salto un'ora e... Esatto, non è un'alternativa, ma diciamo che è una possibilità che uno ha di fare un'ora in meno alla settimana. È un bene o un male? Io credo che l'ora di religione, che tra l'altro ha ormai quasi 100 anni, insomma, dal punto di vista istituzionale, ha ancora un suo percorso, ha ancora qualcosa da dire, ma non perché fa un percorso di fede che non spetta l'ora di religione a scuola, ma perché dà degli strumenti per poter capire innanzitutto la religione, le religioni. Appunto, questo è un dato molto importante. Quando lei si pone davanti ai suoi studenti, cosa insegna? Solo la religione cattolica o anche la religione, o tutte le religioni? Parlate di tutto? Di tutto no, diciamo che la religione si insegna religione cattolica, questo è l'insegnamento. Poi all'interno di quest'ora naturalmente la conoscenza anche della società nella quale si vive, nella quale appunto, come diceva il professor Pace prima, c'è un pluralismo di provenienze e anche di religioni, e capire che la religione tendenzialmente in un sistema nel quale viviamo si tenta di cacciarla dalla porta, ma rientra in qualche modo dalla finestra, e quindi siccome nella società complessa e pluralista bisogna sapere che si deve convivere anche con gli altri, credo che capire se stessi e capire gli altri diventa un elemento fondamentale della convivenza. Lei nella sua ora di religione ha anche studenti che non sono cattolici o cristiani? Assolutamente, e cosa le chiedono? Fare un confronto con la loro religione? Assolutamente musulmani, sì. Piuttosto che testimoni di Geova, buddisti? Ho avuto testimoni di Geova, ho avuto buddisti, ho avuto ragazze musulmane marocchine, naturalmente ortodossi, cinesi protestanti, insomma c'è di tutto. Insomma, d'altronde la scuola è l'unico elemento in questo momento formativo ed inclusivo, l'unico luogo, insomma, formativo ed inclusivo, visto che spesso all'interno del sistema, diciamo, politico molte volte c'è un rifiuto da parte di determinate religioni piuttosto che altre, paventando, ostentando valori che sembrano radicati ma invece diventano più valori strani come vengono lanciati. Credo che alla fine, insomma, il nostro lavoro nella
piccola ora insomma, settimanale, dicevo, sia la scuola quello... forma, giusto? Forma, sì. La scuola è formativa, certo, dice di no. Sì. Forma, lui da tempo la legge dice, Casati che lui forma, può cioè quello che dire vuole lei forma. Lui cioè. può dire quello che vuole, non è un problema. Vabbè. Io Senta, credo... io le chiedo cosa le chiedono gli studenti, non so, hanno delle curiosità, oppure dicono vabbè, sì, quello che è scritto magari nella Bibbia, nel Vangelo, come lo dobbiamo interpretare, perché all'epoca di internet e degli smartphone questi ragazzi sono molto scafati. Sì, però sono scaffati, ma anche non troppo, insomma, no? Perché loro sono scaffati su alcuni elementi, non su molte altre, insomma, ecco. Loro chiedono, per esempio, chiedono anche dei fatti che succedono, si interrogano i ragazzi, no? Magari davanti a dei lutti molto importanti. No, hanno dei dubbi non solo sulla fede, ma quello se lo tengono per loro. Chiedono, per esempio, sulle relazioni con altre religioni, le difficoltà di non di stare assieme, ma di rapportarsi con i compagni che credono in maniera diversa, da dove vengono, quindi cioè, si interrogano su questo, ma anche sulle questioni sociali, su questioni etiche. No, pongono delle domande perché le notizie arrivano, pur non leggendo più i giornali come li leggevamo noi, ma le notizie passano sullo schermo, diciamo, e loro le leggono, fanno fatica a interpretarle e quindi bisogna riuscire insieme, insomma, a delinearle. Senza avere una verità assoluta, ma cercando di aiutare i ragazzi a trovarne una, a trovare una strada, quindi a farli pensare. Mi piace non questa è che cosa, insomma, che nessuno ha la verità in tasca. No, non è che, ripeto, lanciare dei dogmi, delle verità assolute. La verità assoluta secondo Ruggero è che questa è una religione farlocca che sta insegnando lei. Ruggero può dire quello che vuole. A un certo punto, da quel momento in poi, c'è stato questo scisma nel scisma. Io da quello che posso dire io, la parola chiave del Concilio Vaticano II era aggiornamento e aggiornamento significa che non è aggiornamento nel 1965, ma è una cosa in continua evoluzione, in continuo si tribatte il relativismo, infatti. Chi si ferma naturalmente pensa di essere nel giusto perché si è bloccato e ha messo una barriera, un muro di fronte a se stesso, credo abbia i giorni contati, non scontati. C'era qualcuno che diceva che si ferma è perduto, vedo che anche gli insegnanti di religione ormai si sono assuefatti. Guardi, lei non è credibile, no, io dico, lei non è credibile. Scusi, lei da chi riceve il mandato per fare l'insegnante di religione? Me lo dica. Lo dica non da lei. Certo, dal vescovo di Padova sì, però evidentemente se sei di Padova. Allora lei è dipendente. Il vescovo di Padova la pensa come lei? Per fortuna no, per fortuna mia no. Però voglio dire, lei è sostanzialmente sul libro paga, no? Alla fine, non della diocesi perché la paga lo Stato, però alla fine se non avesse il mandato del vescovo non insegnerebbe. Lei dice è un giro contato. Allora, qui viene fuori il segreto dei bergoglisti. I bergoglisti sono tre categorie. Pensavo fosse un altro segreto della rivelazione di Fatima. Ragazzi, stiamo bene perché sabato sera uno sbarella giù dal divano e dice c'è un quarto segreto di Fatima, un quinto. Oddio, ce n'è uno interessante, è il padre Dollinger che è uscito l'altro giorno sul giornale, vogliamo citarlo, interessante. Padre Dollinger dice che ha avuto una confidenza di Ratzinger, no, nella quale gli dice che nel terzo segreto di Fatima gli amici dell'insegnante di religione, i conciliari, hanno tagliato una parte nella quale si diceva che ci sarebbe stato un cattivo concilio e una cattiva messa. Ma guarda come mai! Ed è quella a cui si riferisce lei, siamo negli anni... È stato un ulteriore intervento di Ratzinger che ha negato questo. Ma naturalmente, essendo Ratzinger uomo del Vaticano II, non ci si poteva aspettare diversamente. Perché i bergoglisti, caro Don Brusagan, sono tre categorie di bergoglisti. Ecco, dai. I tonti, ma qui non ci sono tonti. Quelli che un po' sono pochissimi, quelli che si bevono la propaganda del regime. Poi ci sono i cattivi, li abbiamo detti prima, i Pannella, i Bonino, cioè quelli nemici della Chiesa che però gli piace Bergoglio, e poi ci sono i pagati, cioè a dire quelli che bene o male hanno interessi da difendere. Il grosso del clero italiano, sapete perché non dice la verità che andrebbe detta? Cioè che Bergoglio non è affatto un papa, perché per essere papi bisogna essere cattolici e non c'è il cattolicesimo. Sapete perché non lo dicono? Sapete perché non lo dicono? Perché sono sul libro paga. Insomma, dai, ma insomma dai cosa? Ti vengono a dire nell'orecchio, ma questo è l'anticristo, ma non è possibile. Dopodiché non hai mai il coraggio di dire la verità. Ma perché non hai il coraggio di dire la verità? Perché dipendi da quella gente lì. È umano, troppo umano, ma è così. Ma chi l'ha detto? Vediamo, è generico.
sto anticristo, questo un altro Buonasera, se lottassimo ad armi parziale. pari avreste già perso voi. Se lottassimo noi tradizionalisti con voi ad armi pari, cioè se noi potessimo garantire i benefit economici che garantite voi, stia sicuro avremmo già stravinto. Il vero problema è proprio quello, che voi garantite i benefit e la gente si vende per quello. Noi non siamo dei comprati né dei venduti, abbiamo una appunto. serietà diversa da questi paragoni. Se tu metti No, tutto guardi, sul io piano penso- di no, io lasciarsi penso- comprare, io accetto per te, non per me. Io penso che, non dico che lei sia un comprato, dico Beh, semplicemente mi pare che lei non un è credibile. venduto. No, glielo dico, che non è credibile, perché lei la paga, la prende da lì. Il termine Cosa giusto è vuole? un pagato, a così, sto punto, cioè, perché io dice- non prendo paga da nessuno, ma lei la prende però. Quindi, l'8 per 1000 per la Chiesa. no, perché per chi la metti? darla a voi Insomma. conciliari per ingrassare ancora di più gli eretici che governano la Chiesa, no, è un problema morale. No. Vabbè, sì, sulla è questione amorale. la indagheremo bene. sul Certo che perché credi dava allo un per mille. Spirito Santo. Vabbè. Ma lei parla tanto dello Spirito Santo, lei che fa i raduni ecumenici con tutte le sette, lei che ha prostituito Santa Madre Chiesa, che è la sola vera Chiesa, al dialogo relativista interreligioso, e lei parla dello Spirito Santo, appena passata la Pentecoste, ma Dio ce ne scampi. Ma tu ritieni che la verità sia un dogma o sia uno spirito? Cosa dice Gesù Cristo? Io sono la via, la verità e la vita, Non- se l'hai dimenticato o no? E cosa vuol Lei ci dire? ha parlato prima E cosa del vuol dire? popolo, la comunità, ste balle da teologia della liberazione che segue Bergoglio. Ma non è questo il cattolicesimo, dite la verità. Il cattolicesimo è quello che fa i muri e mette a morire il cattolicesimo milioni è di quello del persone. magistero che dice io sono la via, la verità e la vita. E Quello che difatti- insegna che extra ecclesiam nulla salus, che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, non le baggianate del dialogo interreligioso che fate voi. Vabbè, dialogo interreligioso, e io semplifico perché è tanto lungo. Ahmed Mohamed Sheikh Nur Ali, bene, Ali, ecco. In Italia ci sono circa 1.400.000 islamici. Il Papa ha aperto un importante dialogo interreligioso e... Ma insomma io, su cose sono fatti. Le do una notizia, che non è una notizia ma un modo di dire. Gli occhi sono davanti per guardare avanti, se no ce li avrebbero fatti dietro se dovessimo... Cioè questo sarebbe il nuovo dogma progressista della Grignani e della Chiesa conciliare. Complimenti. Allora, ogni papa va a finire come va a finire? Che lui mi dice che andrò all'inferno. E allora No, io dirò, io non ho mai detto no, questo. lei me l'ha detto una volta che andremo all'inferno, allora Io io ho non detto, posso va bene, mandare- stiamo in fila, intanto le faccio Ma lei mi dà un un'intervista potere che non anche ho, di mandare la gente, per fortuna, non ho questo allora, ho detto, potere. se continuo così continuo male. Allora, siccome poi c'è il mio collega che mi fa vedere che c'è la pubblicità, se continuo così vado male. Allora, mandiamo la pubblicità e poi veniamo al dialogo interreligioso. A dopo. Siamo qui, siamo ritornati sabato sera, non vi dico durante la pubblicità per un po' di acqua cosa è successo, ma non c'è stato nessun miracolo, comunque siamo rimasti nelle stesse posizioni di prima. Conciliare è difficile. Vabbè, insomma, allora ha voluto un po' di acqua e se l'è bevuta, vedetela come volete. Adesso, e anche questo è diventato un crimine. Perché, vabbè, detto da qui dell'8 per 1000. Vabbè. No, non so io, ce ne diamo conto, vabbè. Eravamo fermi ad Ali. Sì. Ali, 1.300.000 musulmani e anche tanti italiani che si stanno convertendo all'Islam, religione d'amore, religione di pace, che non è quella che abbiamo sentito e abbiamo visto di questa ISIS, che a voi stessi definite terroristi, e ricordiamolo che poi quanti musulmani sono morti, perché i primi ad essere uccisi dall'ISIS sono proprio i vostri colleghi di religione, insomma. Sicuro. No, io vorrei fare del chiarimento. Innanzitutto bisogna, per consentire un dialogo interreligioso che è alla base di un quieto vivere globale, soprattutto bisogna compromettersi, dire non la mia religione prima e gli altri no. Va cercato le cause dell'era della globalizzazione e della secolarizzazione, che è l'appiattamento culturale, l'indebolimento, l'allontanamento dei nostri figli dalla religione. Questo colpisce anche noi musulmani. Perché a noi sembra che voi siate più fedeli, onestamente. Non è questo, noi abbiamo avvertito, questo pericolo, perché viviamo da paesi sofferenti, abbiamo intenzione di un futuro migliore e qua abbiamo trovato quasi il paradiso, però la realtà sta diventando difficile anche adesso. Allora, io mi sono occupato per anni di dialogo interreligioso, fino a un certo punto mi andava bene, ma dopo ero rimasto insoddisfatto. Ho detto, come mai? Comincio a occuparmi di dialogo intrareligioso,
Dialogo intrareligioso vuol dire entrare dentro la religione degli altrui. Nel gruppo a cui facevo parte, padre Antonio Garbagnati, adesso pensionato, è morto, pace all'anima sua, un carissimo amico, un vero cristiano, un gesuita era, sì. Dottor Parenzo, ebreo. Ci scambiavamo, i dogmi sono tutti inopinabili. Io non ho scelto di nascere né maschio né musulmano, non ho scelto la mia moglie, ma il fatto di capire la religione altrui per conto... la sua moglie, passi la battuta, la moglie se la scelta almeno. L'ho scelta, la moglie l'ho scelta, io ne pago le conseguenze, ma le sto dicendo... Buon sabato signore, che siamo a casa qui. Se io mi incontro con uno che mi dice la mia è l'unica verità e la tua non conta niente, gli dico fammi vedere dove c'è scritto. Io sono esperto delle similitudini e quando ho cercato le similitudini sulle scritture, che ho scoperto che molti cristiani che devono andare a catechesi non capiscono. Il problema più grave che ho avuto sono con i letteralisti islamici e i letteralisti cristiani, che si chiamano radicalisti e integralisti e sono i peggiori nemici della convivenza. Però sono d'accordo che va combattuto e insegnato nella scuola, ma non dico a livello religioso. Io ringrazio il professore qua, ha ragione, devono educare. Io manderei, ho le mie figlie già battezzate cristiane, ma consiglio a quelle della nostra comunità, siccome che hanno una base religiosa islamica forte, di seguire la religione cristiana per apprendere, perché tanto nessuno gli può convertire, non si fa proselitismo lì. Quindi è fondamentale questo concetto. Cioè conoscere la reciprocità, cioè conoscere chi hai davanti. Non è reciprocità, se noi ci confrontiamo, la religione, alcune cose non hanno né colore né religione, la pace, la guerra. Non esiste, per esempio parlano della guerra santa, in arabo non esiste, al-Harb al-Muqaddasa, ma dove c'è la guerra santa? Certe terminologie nel linguaggio semitico non è possibile. Ora viviamo in un'epoca apocalittica sinceramente, c'è un profeta che accomuna sia ebrei che cristiani che musulmani, Elia. Lei si guarda nella Pasqua ebraica, si lascia sempre una sedia libera. Io credo che sia giunto in questo momento. Non sono né un falso profeta né uno che fa previsioni assurde, ma alcuni paesi colpiti nelle scritture, tipo Siria, Damasco, Ninive, Giona, si ricorda queste cose qui, gli assiri babilonesi, il professor Pace lo sa. Siamo a momenti veramente terribili. Dobbiamo cominciare a cercare di fare qualcosa, non so finché saremo capaci di fare, almeno di quelli che si occupano di religione, devono fare degli input di pace, come lo sta facendo bene Papa Bergoglio, perché stimola il dialogo e questo, quando si vuole risolvere un problema, ci si confronta e si trovano delle soluzioni qui. Come insomma abbiamo sempre detto che parlare è la cosa fondamentale, in famiglia, nelle religioni. Politici petulanti, gente che parla paladini del cristianesimo che non conosce un decimo di quello che conosco io del Vangelo. E questo è mi piace perché è schietto, no? Lì è proprio diretto. Cosa c'è? Anche lui. Ma come bergoglista? Hai appena detto, ma insomma non è bergoglista, ha solo detto che propende verso... No, nessun cristiano di qualsiasi ortodosso valdese metodista che dice non accogliere il cristiano. Ero affamato e però visto che citi il Vangelo, te lo ricorderai? Ma la cristologia insegna dono te stesso. Allora, visto che questi tu hai non detto... sono cristiani, questa è gente che mangia caviale e porco cane che visto che ci hai fatto vedendo gli spettacoli di questi bambini nostri morti. Va bene, visto che ci hai che fatto razza è questa roba qua? L'insegnamento della dottrina cattolica, Che razza di cristiano è? Siccome non la fanno l'insegnante di religione, l'insegnamento lo fa Rishak Nur. Questo sarebbe essenzialmente come funziona. Le scritture non sono... Allora, che cosa dice il Vangelo? Cosa dice il Vangelo? Ce l'ha detto. Il Vangelo di San Marco, no, Brusagan, non lo so lei che il Vangelo abbia letto, comunque nel Vangelo di San Marco, quello che di solito compare, insomma, si legge: andate presso tutte le genti, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Che è esattamente la vostra condanna di relativisti. Perché dite tutto bene, è il buddista e quell'altro fa l'islamico, facciamo insieme un po' di islam cattolicesimo, come ha appena detto l'Ishak Nur. Cioè tutto questo, se tu vuoi insegnare quello che veramente dice il Vangelo, almeno riferisci quello che dice San Marco, te l'ho appena detto, esattamente il contrario di quello che dici tu. Scusi Maurizio, io ho letto anche i Vangeli apocrifi. Vabbè, allora... E le lettere degli apostoli. Peggio, dai. Allora, sono un appassionato a livello non teologico, ma a livello antropologico, culturale, mi ha appassionato.
Lei vada a leggere Neemia 8, c'è pochi cristiani che lo leggono. Vaikrao besefer betorat Elohim. Io non parlo aramaico, però mi piace, ho imparato. Questa gente sottopone, attacca l'Islam con un linguaggio, aiutiamoli a casa loro, bombardiamoli a casa loro. Ma dove vuoi aiutare a casa loro uno che scappa dalla guerra, che muore sulle navi? Ma che razza di gente è questa politici che avete voi qua? Io non sono arrabbiato, sono indignato di trovare a confrontarmi con dei cristiani che offendono la cristologia. Però allora è indignato con mezza Europa. Io mi indignerei di più verso gli islamici che mi ammazzano i miei confratelli. Però quelli hanno ammazzato anche i miei fratelli. No, mi sembra che sia un po' più grave. Quelli hanno ammazzato anche i miei fratelli. Ma com'è più grave ammazzare un cattolico che ammazzare un islamico? Ma forse Grenina ha un talento soprannaturale per distorcere quello che uno dice. Le chiedo, veramente è una grazia. Dove l'ha avuta questa? Lo Spirito Santo sta scendendo su di me. No, io ho detto più semplicemente che mi pare molto più grave gli islamici che ammazzano i cristiani che non fare discorsi sulla cristologia, impancarsi a dottori della legge del Vangelo quando si è tra l'altro pure musulmani. Ora mi sembra un po'. Vabbè, perché non può aver studiato, non può aver imparato. E io ho appena citato il Vangelo di San Marco, mi risponde con i Vangeli apocrifi. Ma come si fa ad andare avanti in questa maniera qua? Ma stai scherzando? No, è quello che hai fatto adesso. L'unico Vangelo vero, perché noi che riconosciamo non sono né quelli di San Marco, né di Matteo, né di Tommaso. Che se ne frega di quelli? Si chiama The Red Letter Bible, ipsissima verba Gesù. La Bibbia. Il Vangelo, le sole parole di Gesù. Queste sono interpretazioni perché del nel Vangelo. non c'è scritto. Ci sono anche Vangeli apocrifi dove ci sono dei prodigi, dei miracoli che ha fatto Gesù che non l'acciaio consiglio Cari spettatori, andate dal dottore della legge, Elisha Knur, e avrete l'autentico cattolicesimo. Io voglio fare delle proposte per risolvere, per creare una comunità dove il quieto vivere globale sia molto semplice. Allora, questa scusi, gente che ammazzano i cristiani, ammazzano anche i musulmani, ma con che cosa? Con delle armi fabbricate vicino a Verona dove abita lei. Non è che perché abita a Verona adesso allora questa è una colpa. Siamo ipocriti o dobbiamo dire la verità? A essere onesti, non me ne vogliono di se Verona. fabbricano a Verona, a Brescia, sempre ammazzatine sono. Comunque al di là di ma che discorsi sono? Senta lì, ma allora lei è arrabbiato con tutti i leader no, non sono arrabbiato. Europa, perché insomma è l'Europa che ha chiuso i rubinetti, costruisce muri, vediamo l'Austria, l'Ungheria piuttosto che la Slovenia. Loro temono l'Islam, perché l'Islam dice io se faccio figli li mantiene Dio. Non possono fare i sindaci che sono con pochi figli badani, va bene, non possono fare delle sanzioni, dei decreti per a dire ai musulmani non fate figli. La fine dell'Europa è accertata. Se non si fa qualcosa per la rievangelizzazione e la diffusione della religione cristiana, perché questo è il vantaggio che hanno i musulmani. Sta dicendo lui e questo le va bene. Non lo dicono i preti, lo dice Elisha Knur, è incredibile, proprio l'asino di Balaam, veramente, è incredibile. Allora, veniamo invece a una cosa che mi ha molto colpito, che è una cosa che insomma, ha fatto eco su tutti i giornali e su tutte le televisioni. Professor Pace, lei mi ha istituito un corso per diventare imam. Diciamo che è un corso, un master per... Ci possiamo portare Ruggero? No, ma non aderirebbe per adesso. Non aderisce. No, è un corso... L'infarinatura di tutto quanto? Un corso che permette di... Con questo abito sicuramente la studiare in modo un pochino scientifico, sottraendosi dalle polemiche, una religione che è presente in Italia e ovviamente anche aperto a persone che possono poi diventare leader religiosi di comunità musulmane. Noi abbiamo in questi anni avuto almeno 4 persone che sono imam di moschee in diverse parti d'Italia e mi pare che l'esperimento sia andato abbastanza bene, nel senso che, come diceva prima Ali, c'è un bisogno di conoscenza dentro le singole religioni che è uno dei problemi più acuti del nostro tempo. Le nuove generazioni non hanno una cultura religiosa all'altezza della complessità in cui si troveranno a vivere, per cui l'istinto sarebbe di ragionare per stereotipi, ma gli stereotipi sono spesso mortali, creano conflitti, creano disordine sociale, quindi il fatto di avere una cultura religiosa robusta, ciascuno nella propria, e poi luoghi dove queste culture possono parlarsi, rispettandosi, ciascuno dicendo qual è il proprio fondamento di verità, ma senza questo sforzo collettivo
come dire, questa società così complessa rischia di non riuscire a trovare il modo per far vivere persone diverse in una situazione di parità, di uguaglianza sotto uno stesso tetto. Dopodiché le questioni che attraversano il cattolicesimo, il nostro amico Ruggero è un esempio, che nel mondo cattolico a livello globale c'è una tensione, ci sono delle fratture evidenti, no? Quando ha tirato fuori la questione del diaconato femminile non è una iniziativa di Bergoglio. Ma era già partita? No, è una richiesta che viene dalle superiori degli istituti religiosi femminili, soprattutto in America, in Canada, che dicono: vorremmo capire qual è il ruolo della donna nella Chiesa, diverso da quello che tradizionalmente è stato assegnato attraverso la figura anche della perché suora. c'è una ventata di donne, insomma, con un ruolo un po' più importante all'interno della Chiesa, non è male, perché comunque c'è poi una crisi. Faccia una domanda a Brusegano oppure anche al professor Padre. Gli chieda il diaconato, che cos'era il diaconato femminile al tempo di San Paolo. Vediamo cosa le risponde. Allora, cari telespettatori, come nelle migliori telenovele, dopo la pubblicità torniamo sul diaconato femminile, questo argomento così pruriginoso. A dopo. In cosa consiste? Eccoci qui, eravamo al topics, il momento importante prima della pubblicità. Cosa le hanno fatto queste povere donne, queste diaconesse a lei? Anche se ci sono, meglio, no? Per la Chiesa c'è più Ho capito, la risposta la devo dare io. Allora, dunque, sì, certo che c'erano le diaconesse, ma le diaconesse non avevano nessuna funzione ministeriale, nel senso di funzioni sacerdotali o assimilabili agli ordini minori o maggiori che siano. No, semplicemente facevano dei servizi praticamente. Facevano dei servizi, era solo questa la missione delle diaconesse. Però siccome voi volete andare a inseguire i protestanti che hanno i falsi preti e le false pretesse, i falsi vescovi e le false episcopesse, perché sono tutti invalidi gli ordini protestanti, e lo sapete meglio di me. Sono cristiani anche loro, sì. Beh, lei fa gli imam secondo il rito del professor Pace, quindi diciamo, si occupi di quello, e mi pare che sugli vescovi... No, ma scusi, siamo non sono un po'... cristiani, i protestanti non sono cristiani. Ma non hanno l'ordine valido, è informato di questo o no? Cioè, lo sa che alcuni... i protestanti solo pochi sacramenti hanno validi, e dipende dalla setta. Chi da Brusegan, che si ricorderà quando era più giovane, che le curie quando davano il placet per il matrimonio, no, c'era da vedere, da valutare caso per caso quando c'è una setta protestante, per capire quali sacramenti erano validi o meno, perché non potevi neanche saperlo. Ci sono delle sette che hanno valido il matrimonio, delle sette che hanno valido il battesimo, e altre che non hanno valido neanche quello. Cioè, questo è il livello. Quindi figuriamoci le pretesse protestanti o le episcopesse protestanti, sono come dare l'ordine sacro a un filo d'erba, non viene fuori niente. Ma insomma, Brusegan, allora intanto c'è un calo di vocazioni, quindi potrebbe essere un aiuto anche questo. Beh sì, ma uno dei limiti metodologici di qualcuno qui dentro stasera è quello di darsi ragione. Invece lei è il limite di non dire la verità. Questo è il problema più grave, secondo me. Non so se ci siamo resi conto. Io credo che se ciascuno dà ragione a se stesso... Ma è la Chiesa, non è Ruggero che dice così. Lei sa benissimo che quello che ho detto io è esattamente il magistero che lei rinnega. Scusi. No. Sì. Intanto tu fai una scrematura della storia della Chiesa, che è qualcosa di così fuori da sorridere, insomma. Ma scusi, Pio XI, Mortalium Animus, condanna dell'ecumenismo. Lei tutti i giorni fa l'ecumenismo. Dove è la scrematura? È lei che è fuori, Brusegan, parliamoci chiaro. E lei sta fuori, ma è contento di star fuori, perché, ripeto, purtroppo il sistema la garantisce. Va bene, adesso continuo. Va bene. Cioè, mi vieni a parlare di ordini sacri... Questo tu caporalesco tipico dei preti. Questa è un'altra cosa. Mi vieni a parlare di ordini sacri impropriamente. Perché la Chiesa primitiva si è costruita secondo varie modalità, a seconda dei contesti, che fosse la Chiesa di Antiochia, che fosse la Chiesa in Alessandria, in Gerusalemme. Il primo concilio, quello di Gerusalemme, ha trovato il dissenso ricomposto
tra Pietro e Paolo, su qualcosa anche di importante che era l'integralismo, se vuoi, di Pietro, mentre l'apertura di Paolo, e hanno trovato una linea adeguata per un pluralismo che non fosse carente nell'identità. Ma no, lei dice no, c'era? No. No, non scusi, perché il contrasto si riferiva ai giudaizzanti, cioè quelli che volevano imporre la circoncisione. Che c'entra questo con l'ordine sacro? Ma era anche Pietro che voleva imporre. San Pietro era un integralista cattivo, San Paolo è un progressista buono. Ma che razza di letture dai? No, calmo, sto dicendoti che tu non accetti il fatto della gradualità dei tempi, che il cristianesimo è un processo, è un evento, non è un dogma paleolitico. È l'eresia modernista. No, non è eresia modernista. Certo, Gesù ha detto io sono la verità, non ha detto io ho la verità, ha detto io sono, è nell'ordine dell'essere, del relazionare, del tempo, non nell'ordine dell'avere, del possedere. Non si identifica il cristianesimo con un possesso paleolitico ripetuto nel moderno e postmoderno, ma è una risposta dinamica, attuale, creativa al progetto del Signore. Cioè, vi inventate voi la religione. Griani, lei ha capito questo concetto? Ce lo traduce lei oppure... No, guardi, allora... Io mi sento veramente profondamente ateo fuori dalla Chiesa di fronte a lui. Cioè dice delle aberrazioni che io... Dopo il Vaticano II dice delle aberrazioni. 100.000 preti hanno lasciato. Io credo, io credo, perché qua le citazioni si sprecano di questo povero Vangelo, no? Si sprecano. No, io non possiedo la verità, sono un po' Ponzio Pilato, ma non perché se ne è lavato le mani, perché a un certo punto di fronte a Gesù Cristo esce dal pretorio e dice che cos'è la verità. No, la domanda spaventosa che lei ha già di cui lei ha già la risposta. Che insegnanti religiosi allora, gli insegnanti di religione, dai quali io mi annovero come umile personaggio, insomma, che se ne occupa. Ma a parte questo, se noi andassimo a leggere un minimo, insomma, di teologia in cui si dice che Dio parla agli uomini con le parole umane, dove è una trasmissione non di un messaggio definitivo per tutti, ma è un continuum di trasmissione. È come se noi dovessimo dire, ha parlato, basta, chiuso. Allora, siccome la vita degli uomini cambia e Dio, se una fede parla con gli uomini nella sua storia, noi la stiamo vivendo questa storia. La nostra storia nel 2016 non è quella del 1548, del Concilio di Trento, dove il dilemma era di lanciare anatemi contemporaneamente, di modificare la Chiesa. No, perché questo lei, Ruggero, sta trattando. Io sono un tridentino, allora, è meraviglioso il Concilio di Trento, è un capolavoro. A me non interessa, lei può credersi anche il Padre Eterno. Ma no, ma è lei che è fuori, capisce? Il problema è che non so è lei che è fuori. Lei si è inventato una religione che cambia nel tempo. Fuori dal mondo. Lei vive fuori dal mondo e questo è il problema. Allora, iota unum non preteribit. Lei se lo ricorda? Scusi la citazione latina. Sera, iota, guardi, allora, iota unum non preteribit, non passerà uno iota della legge. Le parole di Dio sono scolpite nel marmo, non che lei le interpreta oggi, la comunità le capisce domani, poi arriva Don Busegan, ci dà l'interpretazione dei primi secoli, ma per piacere, sono scolpite lì, iota unum non preteribit. Ma scusi Ruggero, non dica queste cose, perché sennò... Maurizio, posso farle una domanda? Sì. Lei crede in Gesù Cristo? Certo. Gesù Cristo era circonciso, lei è circonciso? Ho capito, il Concilio di Gerusalemme cosa diceva? Cosa diceva il Concilio di Gerusalemme? Che non è necessaria. No, risponda. La circoncisione non è del prepuzio. Non ha detto, l'ho risposto io. La circoncisione a livello teologico è nella fede, circonditevi nel vostro cuore. Riguarda i giudei. Quando Gesù dice mia madre e i miei fratelli, chi sono? Ti aspettano fuori, chi sono? Mia madre e i miei fratelli. Gesù non aveva fratelli, era figlio unico, Cristo Re. Cosa intendeva dire? Non avete capito niente del suo messaggio. Voleva dire è il messaggio, il kerigma del contenuto del Vangelo, che io che sono musulmano riesco a capire.
E non ce l'aveva Maris lei, Cristo Ruggero, Re. è chiaro. Ma qui infatti abbiamo dei dottori della legge meravigliosi, ragazzi. Cioè, Vabbè, dobbiamo andare alla scusi. Mecca per capire cos'è il cattolicesimo. certo. Visto che i preti non ce lo No, dicono, d'altra parte siamo a quei livelli qua. No, io cattolicesimo Cioè, è incredibile. No, ho Incredibile. amici evangelisti, luterani, pentecostali, amici anche cattolici per carità. Io parlo del cristianesimo. Non esisteva, la parola Cristo non esisteva, Biblos non esiste. Noi conosciamo la Torah e il Vangelo. Biblos deriva da Bibbio, quaderno, È un è termine- greco. è un termine greco. Evangelium vuol dire buona novella. Voi fate cattiva novella, linguaggio belligerante. Perfetto, Ecco, complimenti, bene. grazie. Detto da un islamico, complimenti, grazie. Bene. Ci facciamo dare le lezioni adesso anche di pacifismo dagli Sicuramente dovete islamici venire al e catechismo siamo a da me. posto. Dopo Io non ci ho priviamo di studiato niente. il Vangelo, io conosco il Vangelo E si vedono le conseguenze. e mi piace molto. E più conosco, Si più vedono mi le conseguenze. appassiona. Più conosco, più dubita di chi ha, che questa sera su Esatto, Ruggero. e voglio va bene. vedere, non sono, Ah, perché non invece la sono religione di uno che Predoni studia il di Vangelo Maometto per è attaccare molto come migliore, loro no? attaccano i letteralisti, Insomma, qua non stiamo facendo fanno una estrapolazione del competizione Corano per fra le diverse attaccare noi. religioni. Io non Ah, attacco no. questo. No, perché qua Per c'è me- qualcuno che Io ci voglio deve- sentire pace, voglio sentire pace. a tenere comizi, quindi Ma no, vabbè, insomma. No, Dobbiamo dare comizi che voglio sono da dire solo che- no, contro no, da tutti i solo, bergoglisti vuole- presenti in ma sala. meglio così che Gremianina sia da solo aggiunta. che si No, appoggia guardi, chi- io le ho già detto che magari ce l'avessi proprio forte sto dono della religione, della no, fede. ma la insomma. cosa strana Ecco. è che adesso si tende sempre ad aggredire chi entra come di un'altra religione, invece Ruggero tende ad aggredire quelli della stessa religione. Ma io dubito che ritiene- siamo della stessa religione. Cioè la lei. cosa, Avendola sentita, ho ma dei io dubbi, sono francamente. Ma Allora- per fortuna io sono contento di non Lei è un essere conciliare, sua, infatti ci manca. lei è esattamente un conciliare, lei non è un cattolico, è un conciliare. Io è una devo cosa andare diversa. in pubblicità. Ora, cari telespettatori che siete a casa, devo indagare chi è circonciso no a questo punto, perché mi hanno lanciato l'assist, e poi guardando Ruggero mi viene sembra un in po' mente pericoloso. una pubblicità di una nota marca di caffè che dice a modo suo. Torniamo dopo la pubblicità. Ecco, cosa c'è? Siamo tornati in diretta, cosa mi doveva dire? Lo dica. Non Ci so, dica. cosa devo dire? Ha fatto giuramento di cosa? Ah, lo no, dica, no, lo è dica per- davanti alle tre, cosa voleva chiedere? Allora, volevo chiedere a John Bruce se ha fatto il giuramento antimodernista. Giuramento di modernista. O se lei in che anno è stato ordinato? Prima del 69 o dopo? L'ho fatto, ma anche sono relativamente non d'accordo. Ah, beh, certo, perché quello che ha dichiarato prima Brusagan è esattamente l'eresia modernista che il giuramento antimodernista vieta. Vabbè, Che dice allora, che se siete a casa, io vi sta venendo mal di Greni, testa, sta io venendo anche a me. riprovo Allora- l'eretico riprovato, dice no, che i dogmi si evolvono. Lei ha appena detto infatti quello invece, che tutto si Difatti, evolve. la perfetto. teologia contemporanea discute anche su questo. È un relativista, infatti. Certo. No. Senta, allora, veniamo a Vincenzo E Pace. anche Spergiuro, che è giurato. Pace, No. questo è un papa... Ci si evolve nella vita. Questo è Si un papa che capiscono. comunica molto, dice molto spesso la sua, sui gay ha detto ma chi sono io per giudicare, poi non so, mi viene in mente che abbia accettato questo Cristo fatto con la falce e il martello quando è andato in Bolivia, la storia del pugno, e poi a un certo punto con grande stupore ha detto fate meno figli, cioè ha detto il Papa, ha detto non è che bisogna essere come conigli, bisogna essere anche coscienti come genitori, poi insomma ne ha dette tantissime, ha anche attuonato molto molto sulla Chiesa e sui soldi, sugli scandali, ne ha dovuti anche passare parecchi di scandali, quindi è un Papa moderno, contemporaneo, però un po' inguaiato su certe tematiche, gli scandali ad esempio. Gli scandali fanno parte della storia della Chiesa, voglio ricordare a chi non lo conosce, può darsi che chi ci ascolta mediamente non si lo ricorda, ma c'è un personaggio che è passato per Padova, l'Università di Padova, che si chiamava Antonio Rosmini, che ha scritto le piaghe della Chiesa, quindi non è nuova la Chiesa ad avere conosciuto questi scandali. Il problema vero non sono tanto gli scandali, il problema vero è come rendere il governo della Chiesa all'altezza di una società che ha bisogno ancora di essere guidata, ma non ha bisogno di un altro potere. La Chiesa in alcuni casi è diventato un potere effettivo, dal punto di vista economico, potere politico indiretto. Queste cose in questo
secondo questo papato vanno smontate, vanno riformate Un po' lo voleva profondamente. fare anche Papa Luciani, no? Pareva che volesse... Non lo sappiamo, ha vissuto troppo poco per capirlo, ma secondo me il problema è già era già nell'agenda di Giovanni Paolo II, che appunto capiva per esempio il vero scandalo qual è nei tempi nostri. Il vero scandalo è la separazione tra cristiani, per esempio. Spiegare a un giovane di oggi qual è la differenza fra un ortodosso, un protestante e un cattolico non è mica semplice, perché io posso anche raccontarlo con cura storiografica, cioè facendo la storia dei conflitti teologici, chi era Cristo, qual era la natura di Cristo, ma un giovane oggi che vive in classe, come prima ci diceva il professor Tiso, con un compagno ortodosso, gli chiederà: ma scusa, perché tu la Pasqua la festeggi oggi e io domani, è fra una settimana? Questo è il vero problema della Chiesa Cattolica e anche delle altre chiese. Io mi aspetto che nel prossimo anno, quando ci sarà la ricorrenza dell'ottobre 1517, cioè l'uscita di Lutero, che in qualche modo si faccia passi avanti per riconciliarsi, per capire quali sono i punti che vanno superati come controversie, e va ricomposto una intesa, perché stiamo parlando di cristiani, non stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando cioè di persone che storicamente si sono divise e, come dire, hanno diviso il messaggio di Cristo, e quindi in qualche modo... È successo un po' in tutte le religioni, penso anche a un certo punto, no, religione islamica, dai sciiti piuttosto che sunniti, quindi questa cosa dello scisma, dei cambiamenti è importante. E lei che idea si è fatto? Perché lei è sociologo della religione, c'è una religione migliore? No, secondo me è un problema che riguarda praticamente tutte le grandi religioni, che hanno avuto come fondatore una persona che ha detto: io sono stato inviato da Dio, no? E quindi si è accreditato come una persona, come dire, un po' superiore alle altre. Dopo la morte di queste persone, evidentemente le comunità dei seguaci hanno dovuto fare, nonostante quello che pensi Ruggero, hanno dovuto fare un lavoro di interpretazione, hanno dovuto cioè capire chi era, non so, Muhammad, chi era Gesù, chi era Buddha, e hanno dovuto, come dire, costruire un'identità e rispondere alla domanda: adesso noi che siamo rimasti eredi di questa eredità, come la difendiamo, come la trasmettiamo? Su questo, ahimè, le religioni danno l'esempio di essersi divise, che la comunità musulmana si divide praticamente 50 anni dopo la morte del profeta Mohammed, e anche il Gautama Siddhartha, dopo la sua morte si formano almeno 2 grandi scuole che poi si frammentano in altre scuole, quindi c'è un problema che... Quindi è un problema importante questo per Bergoglio. Certo. È un problema importante perché oggi siamo in una situazione in cui le religioni non vivono distanti, ma vivono assieme, spesso in un fazzoletto di terra come l'Italia. E dunque il problema è capire le ragioni che ci permettono di riconciliarci laddove è possibile, di riconoscerci nella dignità reciproca e di costruire una società più giusta da questo punto di vista. Lei dica. Anche perché la pace che le religioni vivono diventa pace sociale, ma l'eventuale non pace che le religioni covano al loro interno facilita le guerre. Qual è la credibilità delle fedi se non sono in pace tra loro rispetto al problema della pace nel mondo? C'è una cosa molto importante, che è quello che chiamano gli studiosi il comandamento principe, che è una risposta che diede Gesù, per noi il Messia, e anche Maometto, quando gli chiedero: maestro, qual è il primo comandamento? Luca risponde: ama il tuo prossimo, ma la vera risposta è su Matteo di Marco. Rispondo col Deuteronomio. Shema Israele Adonai Elohim Adonai Ehad. Non adorare nessun altro Dio. Questo è il comandamento principe.
Ma per quanto riguarda l'Islam e le varie divisioni delle varie religioni, noi siamo più avvantaggiati su un conto, anche rispetto anche ai sciiti, perché la religione islamica, tutti di diverse razze, cinesi, indonesi, somali, africani, moldavi, casini vari, quelli che sono islamici, la preghiera va recitata in arabo, i sermoni vengono e poi vengono recitare in italiano. No, adesso le spiego, mi faccia finire, adesso le spiego. Prossimamente mia moglie si reca in Eritrea, lei è una cristiana frequentante della chiesa, quando deve andare lì mi ha raccontato che segue una messa con altre lingue, inglese. Il vescovo italiano, per carità, una volta sono andato in messa inglese, un'altra volta sono andato in messa con la professoressa Minuccia, italiana, un'altra volta con la messa addirittura in lingua eritrea. Su questo coso, la divisione, Gesù era uno, non c'erano né valdesi, né metodisti, né ortodossi, né niente, il messaggio. Poi non c'era neanche la Chiesa. Il grande ed importante discorso della montagna su cui si basa il discorso del Messia Gesù, è il discorso sulla montagna. Noi abbiamo in Africa della gente, va bene, che hanno una fede che voi non mai immaginate neanche. Sono delle baracche frequentate da gente che si accontenta di un pezzo di pane ed è felice. Questo ricco occidente dove uno si suicida, si dice cristiano, fa la messa anche rito cattolico dopo aversi impiccato perché non riesce più a pagare gli operai. Ma che discorsi sono? O più avere più abbondanza. Qua è in crisi la religione, c'è la disoccupazione, la pensione in pericolo, gente che è abituata la loro lingua alla menzogna, i petulanti politici che cavalcano con un linguaggio ma ce l'ha con i politici provocatore. italiani comunque. Noi sentiamo o non sentiamo la responsabilità di fare qualcosa, a fare informazione. Poi tra l'altro molte delle televisioni sono faziose e di parte e hanno tutta la capacità di far passare degli eroi, dei conigli che non valgono niente. Ne ho avuto modo di incontrarli, sono rimasto penalizzato soltanto nella misura in cui parlo con un linguaggio abbastanza, perché sono problemi che mi toccano, non riesco a parlare in politichese. Andate a osservarli. Gente che fa questione col presepe, che non è scritto nei sui Vangeli, l'unico che porta sono i Vangeli armeni. Fanno il Vangelo secondo Matteo, secondo Lincetto addirittura. Hai sentito? Hai letto tu? Vai a vedere, c'è un Vangelo nuovo, il Vangelo secondo Luciano Lincetto. È una roba incredibile. Sarà mica quello dell'associazione dei pensionati che non esiste il Corano noi? Secondo Maometto, gli integralisti mi ammazzerebbero. Che discorsi fanno? Per voi la religione per noi, se mi dici, è din, ebrei e musulmani. Din vuol dire legge, sono delle imposizioni, delle ordini. Io ho detto prima, i dogmi metto in dubbio io, non dico che l'Islam è l'unica e la vera religione, mi voglio confrontare. La mia fede ce l'ho io e me la tengo. O poi ognuno si tiene la sua religione praticamente. Okay. Allora, le religioni che accettano che il relativismo tutto uguale, allora sono più soggetti al pericolo dell'omologazione. L'omologazione quindi cosa? La religione cattolica è più soggetta a questo pericolo perché secondo noi siamo più flessibili? Secondo me sì, è questo il pericolo. Per questo dico, io non dico di insegnarli a fare gli integralisti. Però un po' di severità, un po' di imposizione, almeno finché sono piccoli, è un dovere che fanno. No, faccio scegliere i miei figli. Lo condivide o non la lo condivide? Questa mi sembra una cosa che lei potrebbe cavalcare, il fatto di dire attenzione perché questo essere così flessibili potrebbe distruggere la religione cattolica. Sì, ma lei dice vabbè tanto questa è quella falsa, lo so già. Si sono inventati una nuova religione. Ma però posso dire, non condivido quasi nulla di questo che ho detto fino adesso, tanto per cambiare. Allora, punto primo, chi voleva l'unione di tutte le religioni? Quali erano le forze segrete e anche non segrete che volevano unificare tutte le religioni? Si chiama massoneria, dove si mette nella loggia il Vangelo, si mette la Torah e si mette il Corano. Quindi a monte di queste belle dottrine chi c'era? C'era appunto la setta principe della massoneria. Cosa è stato fatto col Vaticano II? Alla fine, attraverso meccanismi che sarebbe lungo spiegare, si è varato il cosiddetto dialogo interreligioso, vietato dal magistero perenne. No, Brusegan, lo so benissimo, una rilettura. Se vuol mentire, menta, ma non con me. È una rilettura, devi portare i fatti. C'è un documento memorabile, quale? Si chiama Mortalium Animos di Papa Pio XI. Ma cos'è? Se lo vada a rileggere. Cos'è? Come cos'è? Lei non sa manco cos'è il magistero? No, so bene cos'è. Ma cos'è dal punto di vista storico? Ma chi se ne frega? Da un punto di vista di lettura della storia cos'è?
Ma lei è uno storicista o un prete? No, Scusi, non ho tu capito hai io. fatto Perché c'è storia- questo mito della storia che si evolve. Uno storicista, abbiamo un hegeliano. No, non abbiamo più non un sta a prete andare cattolico. via, non sta a uscire. Non Tu sta a hai uscire, fatto lei- un'affermazione storica, colpevolizzando di massone tutto il movimento del dialogo interreligioso, Io ho detto poi che- ti riferisci a un No. documento dogmatico. Io ho detto che all'origine c'è questa dottrina della Ma massoneria. dove l'hai trovato? Ah, perché lei non è informato sulla No, massoneria. dimmi. Lei si è letto i documenti, che sono più di 600, di condanna del magistero nei riguardi della massoneria. Ma dimmi Se perché vede la che... massoneria ha influito sul dialogo interreligioso. Sì. Questo voglio vedere. Sì, signor. Provalo. Glielo dico. Allora, fermi, Provo. fermi, Il cardinale fermi, devo Sunens andare in con i pubblicità. massoni al tempo del Vaticano II. Allora andiamo in pubblicità e poi proviamo di capire questa storia della massoneria che insomma... Banalizzato, perché gli pubblicità, si impasta la verità. pubblicità. Ma non è capace di dire neanche un minimo di verità lei. Ce l'ha una coscienza, sai? Lo so. Eravamo preoccupati durante la pubblicità che Ruggero ci dicesse dove andare, tipo no, Dante che dice no, tu sei nel girone dei dannati, tu sei qua, tu sei là. Insomma, noi cioè, andiamo tutti all'inferno secondo lui, ma io- non lo so. Poi siamo tutti quanti magari in coda, tutti insieme, Ruggero anche all'inferno. Comunque, cosa dicono ci i si padri trova, della ci si Chiesa trova. su questo? Non cosa dice Ruggero? No, ma io volevo sapere vabbè. cos'è questa storia della massoneria, che lei dice, ma è tutta... Dove l'ha letta? Dove l'ha letta? Dove l'ha studiata? Allora, se lei si va a leggere dalla prima enciclica di condanna della massoneria, in eminenti, No, ma tu hai detto che il dialogo porca miseria, interreligioso mi lasci rispondere, è glielo stato dico. Visto che non lo organizzato sai, dalla glielo dico, no? massoneria. Certo, perché, Dimmelo, certo, mostra. perché il padre Caprile, per esempio, che era uno dei grandi sostenitori del non dialogo con la massoneria, ha cambiato completamente linea dopo il Vaticano II, e lo stesso il padre Esposito, e lo stesso Don Molinari, e avanti su questa strada. Il cardinale Sunens, uno che il Concilio Vaticano II l'ha fatto dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista progressista, che diceva che il Concilio Vaticano II è il 1789 della Chiesa, non a caso, lui, ci sono le foto che lo ritraggono quei brembiulini massonici dei suoi amici, va bene? Più di così non si capisce. Ma cosa vuol dire? Come vuol dire? Ma poi ci sarebbe una marea di prove su questa roba. Ma sono prove di cosa? cosa? I documenti, Brusengan, non c'è problema. Il problema è un altro invece, che... no, il problema è un altro, che avete cambiato religione. Avete cambiato religione. Allora, io sono Questa è la cosa felice veramente di aver- drammatica. Avete cambiato sono religione. vi siete felice di inventati aver un'altra roba. cambiato religione, se la vera religione è la sua religione. No, guardi, ma lei non ha mai creduto nel cattolicesimo, lei ha creduto in altre no, cose, in Cristo. ma sicuramente Guardi, nel cattolicesimo non ci ha sono creduto. felice Se avesse di creduto essere, nel cattolicesimo perché qua, le sue- un briciolo le di verità sue l'avrebbe documenti- detta. I suoi Qua. documenti, Va bene? i suoi documenti Però se posso dire, sulla storia della pace, non siccome- mi interessano, e questo è il problema. Ecco, Perché appunto, la cari storia, signori, perché la Cipolla, storia Vescovo di non Padova, la ascolta qua il tuo scrive insegnante di lei. religione che ti Non la dice scrive che non gliene lei. frega niente il magistero della Chiesa. Questi No, sono i no, meravigliosi è questo il insegnanti. problema. Noi avevamo Questo. Marsiglia a Pisa, Non Verona, ha che detto portava la questo. gente ai campi di Scusa, concentramento sei degli scorretto. ebrei, che faceva il comunista. Questo è il sei meraviglioso scorretto. religione. Allora, Sei scorretto. Ruggero, adesso io non voglio polemizzare perché proprio non mi interessa. Sei scorretto. A dir la verità, il magistero della Chiesa, per il quale ho un grande rispetto, io cerco di ascoltarlo, non pretendo di avere la verità, pretendo di essere un umile forse Sì, credente. umile va benissimo, lo applicalo, Allora, applicalo, siccome te lo dice il magistero. scusa, per piacere. Scusa, allora, non pretendo di avere la verità. Ritengo comunque che la fede sia un'altra cosa e citare così ogni 30 secondi un documento, cioè che cosa serve? Che Sarei cosa senza fonti. serve? Se cito le fonti, Che stare così. cosa Ma cosa deve fare serve? uno? Che Sembrano cosa le figurine serve? dei calciatori Per e dei quanto bambini. No, guardi, lei è un guarda, eretico matricolato, calzato e vestito, va bene? Lascia Lei è uno perdere, spergiuro sì. che ha fatto il giuramento modernista e se n'è Lascia infischiato. perdere. Lei sarà un Mi carrierista chie- forse, mi ma certo non è un chiedo- prete cattolico. Raccontavo prima a Don Brusegan che 20 anni fa passavo per Econ, forse un posto che lei conosce bene. Certo che lo conosco, Econ. Ecco, Sono no, stato una volta dove sola, il ma giorno conosco. prima un tale tizio che si chiamava Lefebvre aveva ordinato dei vescovi. No, dicendo guardate, io con il Papa non voglio più avere a che fare, Beh, non è proprio grazie, così, arrivederci, io faccio il Papa. Non è perché così, di fatto ma questo non è faccio il vero. Papa. E infanga Come anche non è una vero? persona che non c'è più Come e che non non è ha detto vero? affatto queste cose. Come non è ma non vero? è così. Ma Ma che razza di spia che- ha fatto lei per fare Scusa. insegnante religione? Non lo so io. Dove li pigliano sti qua? Non lo so. Adesso- Non lo so io. Non lo so. Gli
gli fanno vedere il bignami del Vaticano II, cioè un condensato delle fesserie peggiori, e poi fai in sette religioni. Non lo so, ma Monsignor Lefebvre, che io non sono lefebvriano, da questo punto di vista... No, le bestialità le sta dicendo lei. No, ma scusi, ma lei ha appena detto, Monsignor Lefebvre ha detto il Papa lo faccio io, ma quando mai il povero Monsignor Lefebvre, che ha tanti... Scusi, cose si possono dire, ma teniamo il chi discorso. può ordinare i vescovi? Me lo dica lei. Io no. Un altro vescovo, non è lo mica sa vero. questo, c'è Sì il che mandato può, romano. però su delega del Papa. Allora il mandato romano c'è Scusa, in una situazione ordinaria di Giovanni. chiesa. Lei sa che la scomunica, per esempio, fu introdotta per il caso dei vescovi cinesi nel 49. Scusi. No, ma se non c'è un Papa, come in questo momento non c'è Guardi un Papa, la che gente mandato che romano vuole avere? La gente che ci ascolta non capisce Sulla sedia anche niente Pace, che già il cognome di dice tutto. quello che dice Gregnanini, lei, insomma, per essere la gente non papi, capisce niente. bisogna avere la E fede questo cattolica. è il problema, capito? Lei è come Allora, guardi, se non parlasse, perché le la farò gente un'ultima non capisce. citazione, chissà che non le Va serva. bene, grazie, grazie, Dopodiché grazie. le faccia l'uso igienico Mi che vuole. illumini. Ma cosa vuole che le dica? No, l'uso allora igienico, guardi, le ci faccio mancherebbe. una citazione, così veramente Grazie, proviamo grazie, almeno grazie, questa. grazie. No, io più Mi non so dica. cosa Allora, ce lo dica, perché c'è un siamo- documento Sì. di Papa Paolo IV che si chiama miseria. Cum Ex Apostolatus Officio. 1550, Recentissimo. Recentissimo. no, non solo è recentissimo, attualissimo Busegan, Sì, perché colpisce proprio quelli come lei, sa? sì. Perché dice che nessun eretico può assumere validamente una qualsiasi carica nella Chiesa, Sì. che sia prete, parroco, che sia vescovo, che sia papa, e se l'assume diventa eretico, perde il papato, l'episcopato o la parrocchia. Questo è molto importante, perché fa vedere che ci vuole la fede cattolica per avere uffici nella Santa E Madre chi Chiesa. la dice? Se lei mi dice le cose contrarie a tutto il magistero della Chiesa, io non posso reputarla come prete cattolico. Ma tu hai detto che Punto. Bergoglio è eretico. Certo, uno Sono che in dice, buona chi compagnia. sono io per giudicare un... Ma lei si rende conto? Sì. Il peccato impuro contro natura grida vendetta al cospetto di Dio. Abbiamo uno che dovrebbe essere il vicario di Cristo che dice chi sono io per giudicare. E alla domanda di Scalfari non esiste Dio cattolico. Ma ci rendiamo conto? Ma che bestemmia è mai questa? Ma c'è un Dio cattolico? L'ha detto Bergoglio. Ma c'è un Dio Ma lei sa- cattolico? Certo che esiste Dio cattolico. L'unico vero È Dio cattolico anche Dio. No, Dio non è cattolico. Dobbiamo arrivare ad avere, guardate l'impietà, San Pio X lo dice, i modernisti conducono all'ateismo, questa gente qua sono atei, sono degli atei. Bene, allora, oltre che a finire all'inferno, pure atei, anzi in limbo no, perché mi pare che siccome si pagava l'IMCI o l'IMU l'abbiano soppresso. L'ha soppresso no, Ratzinger certo. recentemente. Pace, È l'altra delle follie. è chiaro che il linguaggio di Bergoglio è un linguaggio, abbiamo sentito, che fa discutere. Assomiglia a quello del nostro amico? Allora, ha fatto molte aperture, comunque dice non so, chi sono io per giudicare i gay, la comunione ai divorziati, perché sono sempre ai risposati, ricordiamolo, cioè è un Papa che comunque sente e ascolta le esigenze di una umanità che cambia, l'umanità cambia, così, mi dispiace, mi guarda, l'umanità cambia. Se l'ha detto la Gregnani? Insomma, insomma poco. sta cambiato. Cioè, Ce gli l'aveva uomini il cellulare cambiano. 30 anni fa? No. Ce l'aveva Twitter? C'era solo No. la Rai. Tu Adesso pensa, ci è sono solo un L'uomo è canale. sempre lo stesso, Esatto. sempre. Da qui alla fine dell'eternità, le sue parole, quelle Vabbè, di nostro allora, Signore, e allora valgono visto che ci sempre. siamo nell'umanità delle cose, che le cose finiscono, Vabbè. l'essere umano. Quella delle Pace. scimmie può darsi, quella che voi adesso sostenete, io la nego quella delle scimmie. Io scendo da Dio, se lei scende dalla scimmia non lo so, Vabbè, però veda lei. le comunico anche che Te lo in questi dici giorni tu, è però. partita una nuova lo dice missione io. per trovare un altro pianeta Terra, può darsi che ci siano tutti i cattolici tradizionalisti e un mondo di... Faluca della Gregnani, beh, dopo anche gli Kafka extraterrestri ci X22. mancano. Le scimmie. E però Bergoglio anche sugli extraterrestri comunque è intervenuto, ha detto Onniscienza. che non esclude. Onniscienza. Pace, è un Papa moderno oppure Ma moderno, no? È fermo su alcuni principi? Sì, certo, perché su alcuni è fermo principi- forse più di Ratzinger su alcuni. Quale? Ce lo dica perché è interessante. Beh, Secondo lei no, è interessante. Secondo Faccia me, parlare. per esempio, non farà nessuna cosa contro la decisione presa nel 76 di non ammettere le donne al sacerdozio. E quindi questo, siamo nella Le parapretesse, tradizione. perché c'è la furbizia modernista è grande. Comunque va bene, sì, sì. Vabbè, ma questa è una richiesta che viene di dentro della Chiesa.
tenga conto che... Guardi, le suore vogliono l'aborto, le suore americane sono per l'aborto, figuriamoci se vogliono fare le questo pretese. dovrebbe Ma non l'ha visto, dimostrarlo. ma Brusino, ma lei in che mondo vive? Lei ha viste le suore, le superiori americane, le abbiamo messo su un volantino, poi le do un volantino con la foto, c'è scritto nuns for choice, cioè le suore per la scelta, cioè per l'aborto. Ma si rende conto a che livello siamo nel cosiddetto cattolicesimo conciliare? Scusi professore. Non è per l'aborto. Sì, per l'aborto. Oh, l'inglese lo capisce lei, no? Lo sa cosa vuol dire? Qualcosa. Ah, ecco. Ma insomma il problema qual è? Detto in modo molto semplice, che non è che le persone non vogliono più credere, ma vogliono credere sulla base di convinzioni profonde, personali, quindi anche scegliere di credere. Questo rende difficilissimo quel modello di Chiesa a cui lei è affezionato, cioè quel modello di Chiesa non ce la fa, non riesce. Ci vuole la fede, Sara, ci vuole la fede, ci vuole una piccola cosa come la fede. No, si può non la essere, sociologia, la fede può essere declinata in modi diversi, sì. non in una sola un solo Questo è modo. Giovanni XXIII. Questo. Ho capito. Roncalli, eccolo qua. Ho capito. La fonte è sempre quella, il concilione. Sempre Ho quella. capito. Però quella. il concilio, Ma come lei dire, dove studia, Pace? Dove su cose... Beh, ma fa il sociologo adesso. insomma, vabbè, io non è che non fa niente, ma sociologo, Non devo difenderlo io. I cambiamenti della società e dentro questi cambiamenti vedo gente che vuole credere ma in modo diverso dal modello di Chiesa. come si che spiega lo le ha- Spirito Santo al giorno d'oggi? Beh, lo Spirito Santo bella è domanda questa. una bella domanda. Lo Spirito Santo soffia potentissimo nel cristianesimo del sud del mondo. In Africa... Qui c'è la teologia della liberazione, certo. In Africa, in Africa subsahariana, pentecostali, in Asia, in Cina e in America Latina. E questo è uno dei tanti elementi che fanno riflettere anche Spirito Santo Bergoglio. non si contraddice. Non dice oggi una cosa diversa da quella che diceva 500 anni fa o 1000 anni fa. Persino Ratzinger, Parla dico, molte Ratzinger l'ha detto lingue, persino parla molte lingue lo Spirito, fa parlare molte lingue. che sarebbe relativismo, cioè la Pentecoste relativista sarebbe questa vostra. No, è l'armonia delle lingue, la glossolalia è un'armonia delle lingue, non è una... Allora bisogna dire la stessa cosa. Attento. La stessa cosa. È l'armonia delle lingue. Il Allora, io plurale- devo andare in pubblicità, poi vado da Sheikh Nur. Certo che comunque è un'epoca di cambiamenti, ci troviamo col Papa emerito e il Papa in carica. E quando mai saranno visti due papi? Forse all'epoca di qualche scisma, ma torniamo indietro, alle epoche a cui ha tanto affezionato Ruggero. Vado in pubblicità prima che mi dica su, a dopo. Allora, gli insulti si sprecano, noi andiamo avanti. No, però insomma, vi ricordate quel bellissimo film dove c'è Harrison Ford e Michelle Pfeiffer, Le verità nascoste? Ecco, gliene compro una copia e gliela do. Interessante comunque la questione che lo Spirito Santo è una rivelazione maggiore nei paesi, non posso neanche dire in via di sviluppo. Io vorrei riportare il nostro discorso su un dialogo, un tipo di dialogo di tipo costruttivo e di tipo informativo. Ecco, questo sarebbe fondamentale almeno per chi segue dall'altra parte, può comprendere qualcosa. I dogmi sono tutti opinabili. Io sono nato musulmano perché non ho scelto io, ho una grande fede da musulmano, ma non dico che la mia religione è mia. Il pericolo attuale di oggigiorno è il fenomeno della secolarizzazione e l'omologazione. L'omologazione qual è? Si fonda anche e soprattutto sul lato religioso del laicismo usato in modo anomalo, atipico, perché il Mustafa Kemal Atatürk ha sconfitto l'impero ottomano con il laicismo. La religione è una cosa e la politica è un'altra cosa. Qua si stanno mascolando tutto. Allora, qual è il nostro... Io mi ricordo, adesso cito, un filosofo ateo, Nietzsche, grande, rispettato di origine lituana, di origine ebraica lituana, che metteva in dubbio, come parla Ruggero nei confronti di alcuni amici qui presenti che non sono paragonabili né eretici né... Però diceva la fede va vissuta, voi predicate un Vangelo e vi comportate in modo diverso. Allora, un concetto fondamentale è il concetto della inclusione ed esclusione.
Cosa vuol dire in questo momento? È importante. Io sono incluso stasera tra di voi perché dico cose che fanno comodo a lei o a loro o a voi. No. L'esclusione, va bene, è chi dice la verità, non mi fa comodo, lo elimino. Molta gente che dice la verità sono esclusi da questo consorzio di una informazione corrotta e pilotata, dove sono gestiti da potenti e capaci di decidere della decisione del mondo e del nostro futuro. Noi avvertiamo questo pericolo e non abbiamo i soldi per poterci organizzare a fare gli strumenti per combattere contro questa gente. Io credo che nessuna religione insegna di insegnare in nome di Dio. Molti valori né cristiani, ortodossi, musulmani, ebrei, non uccidere, non mentire, non rubare la donna degli altri. Dai a questo operaio, poveretto, dietro la telecamera come lo dai a quello della RAI che prende 3.000 e questo prende 1.500. Oh, Sono, qua già trovato è uno schifo, è uno schifo totale. Bisogna dire la verità, te lo diranno, però alla fine dicono quel signore lì diceva un sacco di cazzate, per qualche verità la diceva. Siamo rovinati, abbiamo un piede già nel fosso, dobbiamo fare qualcosa. Ecco, questo sto dicendo. Io sono del parere che per il dialogo interreligioso, quando uno vuole mettere i carri davanti ai buoi, lo fa. Mai avuto problema a dialogare, Don Giovanni lo sa, sono stato relatore alla Basilica del Santo, mi sono confrontato con gli ebrei e siamo andati sempre d'accordo. Quando è che non andiamo d'accordo? Quando non andiamo d'accordo, quando troviamo integralisti. Appunto. Oppure dei politici corrotti che il problema che sono i vendono cattolici, fumo e la rossa se lo certo. tengono. Possiamo lottare tutti per la pace? Allora organizziamoci e diamoci una mano per poter creare questo. Un po' quello che diceva Sant'Agostino. Fare pace è facile, fare distruggere è molto facile, fare la pace ci vuole beati costruttori di pace, beati amanti della giustizia perché vedranno Dio. Noi dobbiamo dire la verità e abbiamo paura solo di Dio e basta. Questo insegnava Gesù. Qua sono un sacco di ipocriti in giro. Senta, no, sentiamo Brusegano. Scusatemi. No, vorrei ritornare all'identikit di Papa Bergoglio. Innanzitutto si è qualificato per dei gesti che hanno empatizzato, hanno simpatizzato con l'umanità, ma non perché li ha imposti o voleva sedurli, ma perché gli partivano dal cuore e ha incontrato i cuori della gente. Quindi quando ha detto pregate per me, quando ha detto buonasera, quando ha cercato, è tornato in pulmino assieme ai cardinali, o quando è andato ad abitare in un posto dignitoso ma non più così potentato, espressione di potentato qual era il precedente, ha dato dei segnali significativi da prendere sul serio da parte di tutti gli episcopati e noi preti, ma anche del laicato cattolico che magari si risciacqua la bocca coi dogmi e poi ha il portafoglio o ha idee che creano muri invece di creare dialogo. Cristo marxisti come un altro aspetto, ha scritto il primo documento, Evangelii Gaudium, dove mette al centro il Vangelo e la gioia di annunciarlo e di testimoniarlo, indicando una Chiesa che deve andare in uscita, non deve aver paura del mondo, ma deve annunciare la grandezza e la bellezza della fede. Poi ha scritto la Laudato Si, dove si è aperto a quella che è il creato, rispetto al quale, citando la Laudato Si come titolo, ha voluto coniugare il francescanesimo. Cioè, l'ha scelto anche nel nome, quindi è stato un momento certo, ben e pensato. il terzo documento, Amoris Laetitia, ha ancora una volta ribadito la letizia, la gioia, quali scaturienti dal Vangelo, quasi aperte sia all'amore interpersonale, sia al creato, sia all'annuncio del Vangelo. E nei suoi viaggi bisogna tener conto che ha fatto delle scelte importantissime, quando ha incontrato i fratelli importanti, quale Kirill in Cuba, quando ha incontrato a Cuba il fratello del presidente, quando ha incontrato Bartolomeo, ma recentemente è andato a Lesbo. E ricordiamoci che il primo grande gesto suo è stato di andare
giù a Lampedusa, e adesso è andato a Lesbo assieme al primate della Chiesa di Costantinopoli, assieme al primate della Chiesa ortodossa greca, e lì ha detto qualcosa di molto importante e doloroso per noi teologi o gente che riduce la fede a dogma, e cioè ha detto: siamo divisi sul riconoscere il Cristo, cioè ci sono diverse cristologie, dicevi tu, interpretazioni, ma ci unisce il Cristo morto in queste persone, e lì ci siamo uniti, e questo è un grande passaggio. Magari l'unità dei cristiani cominciasse da riconoscerci alleati dei poveri, non complici della povertà nel mondo. Sembra un'affermazione piuttosto forte. Molto conformista. Dico solamente una adesso non mi potrà cosa, dire che quello che ha detto Busegà non va bene. È nell'essere umano, nell'umanità delle persone, soccorrere chi ha più bisogno, se uno si trova in difficoltà, porgere la mano e aiutare. Dico una cosa, che Papa Francesco parla in maniera semplice, però non semplificazioni buttate lì. Riesce a comunicare alle persone perché sa che le persone, se comunicasse in maniera più complicata, non riuscirebbero a capirlo. Seconda questione, siamo nell'anno della misericordia, non vorrei che questo, del Giubileo della misericordia, non vorrei che questo lo scordassimo. Terza questione, la porta della misericordia si è moltiplicata in porte della misericordia, cioè vuol dire che a tutti è data la possibilità di entrare e di far parte, di sentirsi parte di un'unica Chiesa. Quarta questione, cioè il Giubileo, se qualcuno va a leggere il Levitico, no, è l'anno della riconciliazione, cioè vuol dire che quando gli schiavi vengono liberati, le terre vengono restituite, cioè questo, diciamo, questo è straordinario, ma questo non importa. Vuol dire che è una trasformazione anche nel modo di pensare, di come eravamo prima, non siamo più gli stessi, viene cambiato. Allora, anche i giubilei che ci sono stati precedentemente o hanno cambiato qualcosa, hanno fatto vivere in maniera diversa la Chiesa e gli uomini di fede, ma anche quelli che non sono di fede cristiana, oppure non vedo per quale motivo si possano passare questi eventi, no, indetti da grandi papi, da grandi straordinarie persone anche, no, per gli uomini di buona volontà, chiamiamoli così, perché se non viene supportato da un messaggio forte anche il Giubileo della Misericordia, sostenuto anche dai documenti, no, io non vedo a cosa serva. Cioè, a me personalmente non interessa che esistano dei documenti del 1500, sono contento, vado a leggermeli dal punto di... No, non dico che è roba vecchia, per documentarmi, ma capisco che quei documenti è come se io andassi a leggere solamente Aristotele e dico che Aristotele... No, ma lei che concezioni ha del Magistero? Allora, il Magistero è parola che è assistito dallo Spirito Santo, ma si rende conto? Ruggero, lasci perdere il suo integralismo. Io non riesco a parlare con lei. Io non riesco a parlare con un ateo. Vabbè, preferisco. È un ateo. Io sono ateo, per fortuna. Per fortuna sono ateo. Lo vedrà nel giorno del giudizio. Ci rivediamo nel giorno del giudizio. Perfetto, ci daremo la mano, almeno là ci troveremo la riconciliazione. Le condizioni lo permettono. La condizione per me. Saremo in buona compagnia. E se lei mi finisce all'inferno, le garantisco. Tutti possiamo finirci, ma se mi finisce all'inferno è un problema. Io insegno religione, quindi devo... Ruggero, possiamo proporre un aumento salariale, visto che ormai qua siamo cioè non è che prendiamo il torpedone e andiamo tutti quanti all'inferno, ragazzi. L'unico la più gran parte delle persone purtroppo e se non ci fosse proprio niente? Allora Ruggero, al netto che l'unico credente in questo consesso è lei. No, perché mi sembra di capire questo, giusto? Vabbè, se lei non crede all'inferno, è un dogma della Santa Madre Chiesa, cosa le dica, non lo so io. Al netto appunto che l'unico credente è lei, le crede all'inferno, naturalmente l'unico che andrà in paradiso. Lei non ci crede manco a quello. Io sono un ateo, miscredente, Don Giovanni non ne lei del Magistero non gliene frega niente, lo Spirito Santo non gliene frega niente, insegna non so che cosa. Vabbè, va bene così. Naturalmente questo l'ha detto lei, ma non è un problema. Se posso inserire. I documenti che hanno dato l'indizione dei due più recenti giubilei, quello di quest'anno e quello del 2000,
sono significativi per cogliere i registri sui quali ci poniamo forse antiteticamente, ma non ne vale la pena, perché sono complementari, sono dialettici. E cioè, il precedente era porta fidei, l'attuale è misericordie vultus. Allora, in ambedue i casi ci sono dei valori che sono costitutivi del cristianesimo, ma nel primo caso la porta è un segno, un simbolo statico, che è dato da un muro, mentre nel secondo caso siamo nell'ordine della personalizzazione della fede, dell'esperienza cristiana. E credo che questi siano i registri con cui ci siamo posti stasera, ma sia anche il passaggio che la Chiesa tenta di fare oggi, passare da affermazioni legittime, magari pluralistiche, diversificate per chi sono eretiche, per chi sono corrette, eccetera, ma passare da quello, dai libri, ai rapporti, passare il volto del Signore. Le dico una cosa, se posso rispondere. No, devo chiudere perché basta, non posso più parlare. non può più parlare, però non abbiamo toccato l'argomento miracoli, però magari io e lei andiamo e passiamo questa porta santa, magari ci miracoliamo, cosa dice? Per lei ci vuole ben altro che la porta santa, con tutto il rispetto, Gregnani, ci vogliono molti rosari, comincia a dire il Santo Rosario ogni giorno, non è che questo aiuta. Ma dipende quale, quello degli atei o quello suo? No, il Santo Rosario è quello lì. Allora, su una cosa siamo d'accordo. Il Pater, 10 Ave, un Gloria. Il rosario non si tocca, è unico e basta, quello va bene per tutti. Chi prega si salva, chi non prega si danna, diceva Sant'Alfonso di Liguori. Ragazzi, coloro che sono all'inferno sono persone o che non pregano o che non hanno pregato. Benissimo. Ma c'è pregare o dire preghiere? Allora, ma non le false religioni che vengono dal demonio. I miei colleghi vi pregano di chiudere, ecco. Io ringrazio davvero molto Don Giovanni Brusegan, delegato d'Ecumenismo e Cultura della Diocesi di Padova, e la ringrazio proprio per la sua rilassatezza, grazie ad Mohamed Shekenour, coordinatore dell'associazione Italsom e membro delle Religioni per la Pace, e per presidente, lo dicono tutti qua, anche i nostri colleghi, soprattutto su alcune questioni. Grazie a Nerio Tiso, professore di religione, grazie, e grazie al professor Vincenzo Pace, sociologo delle religioni, che lui ne sa, e grazie a Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista. Noi siamo tutti così rimasti un po' atei e lui è se dice il rosario si converte. Ve lo dico alla prossima puntata. Arrivederci, buonasera, buonanotte. Rosario, ma